responsabilità, soprattutto responsabilità, comunicazione e informazione. Se andiamo sulla rete alla voce di responsabilità medica ci sono 11 milioni e 500 mila risultati, quindi dire che è un tema attuale, dibattuto, è ovviamente quasi scontato. Responsabilità e comunicazione, responsabilità medica e comunicazione viaggiano assieme da sempre, da quando esiste la medicina. La disinformazione e la disinformazione sono purtroppo elementi molto recenti, li abbiamo, sono stati anche richiamati dal Presidente Anelli, che saluto con piacere, sono stati richiamati e sono venuti alla ribalta in questi anni, anche con l'uso dei social. Vorrei spezzare una lancia a favore anche dei giornalisti con i quali io come azienda, ma anche la Trend, comunichiamo quasi quotidianamente, ma devo dire un rapporto molto corretto e trasparente anche in confronto rispetto alle notizie che escono. Cosa che non è possibile fare con i social, con le piattaforme social, con Google, con internet, e credo che sia proprio quella l'area che va presidiata e va governata. È impossibile, è chiaramente impossibile eliminare i social oggi, e questo è una battaglia persa, ma sicuramente si possono cercare accordi con chi gestisce le piattaforme di comunicazione, e soprattutto bisogna che anche i giovani medici nelle università, nelle scuole di medicina comincino a prepararsi a gestire efficacemente la comunicazione, non solo la comunicazione quella scientifica quella clinica con i propri pazienti, ma anche la comunicazione con il mondo esterno, e a riconoscere la cattiva informazione, la disinformazione.